Buona la prima. La prima edizione della Mostra del Coltello Sardo a San Giovanni Suergiu ha raccolto non solo attestati di stima, ma anche tanti partecipanti e pubblico al di là di ogni aspettativa. Ideata e fortemente voluta da Pietro Lodo, giovane e bravo coltellinaio del paese, e sostenuta da Cristina De Sì dell'associazione Acli e Mani Amiche, in collaborazione con la Proloco e l'amministrazione comunale, l'esposizione, che si è tenuta sabato nei locali dell'ex asilo Esmas di via Giuseppe Di Vittorio, ha avuto grande successo. E a renderlo tale, dopo il taglio del nastro eseguito dal sindaco Elvira Usai, ci hanno pensato anche i 18 maestri coltellinai giunti da diversi angoli della Sardegna, dal nord al centro al sud dell'isola, per mostrare al pubblico quelli che non sono solo coltelli, ma anche vere e proprie opere d'arte di una tradizione antica e per fortuna ancora assai diffusa. Sono arrivati espositori da ogni parte dell'isola e, ha commentato Marco Zusa, assessore alla cultura, c'è stata un'affluenza superiore alle attese. I maestri coltellinai hanno venduto moltissimi coltelli ad appassionati, ma anche a chi si avvicinava per la prima volta. Una manifestazione riuscita anche e soprattutto, ha aggiunto Zusa, grazie a Pietro Lodo e a Cristina De Sì, che si sono impegnati molto e sono giustamente soddisfatti. A noi piace l'idea di aiutare e premiare i giovani che hanno queste passioni e spirito di iniziativa, e l'evento verrà senz'altro replicato.